Potrebbe esserci anche Romano Prodi domani alle 11 alla chiesa di Sant'Antonino per l'ultimo saluto all'amico e consigliere Aldo Tognana. Con lui molti altri nomi dell'Italia della Prima Repubblica, ma soprattutto dell'imprenditoria italiana. Ma ci sarà soprattutto la sua gente, i suoi collaboratori, che anche oggi si sono alternati nella Camera Ardente aperta nella villa di famiglia lungo la Jesolana. Come impiegata ero considerata anche una persona di famiglia, voglio dire, perché i bambini li ho visti crescere praticamente. Magari se c'era da fare qualche ora in più, io ero in bicicletta, diceva che sono venuta qua, avevo 18 anni, no? Diceva, Claretta, ti porto a casa mia, non sta a aver pensiero. Ricordi di vita nella fabbrica di porcellane, ma anche di vita cittadina, con l'impegno che Aldo Tognana ha dedicato alla cultura. Il suo ruolo di cittadino, partecipe della città, che lo portava naturalmente a valorizzare soprattutto la cultura sotto tutti gli aspetti. Ho avuto in anni recenti così occasione di scambiare opinioni con lui. Lui era una persona veramente aperta. Ecco perché la figlia Elisabetta ci apre le porte della biblioteca di papà Aldo. Qui ci sono 5.000 libri non solamente raccolti. Lui li ha letti, non ha messo qui i libri così per esposizione, lui li ha veramente letti, tutti i libri, e quindi aveva una cultura enorme. Andava molto orgoglioso perché pensava di trasferire ai figli e ai nipoti il suo sapere, e quindi ha dedicato questa biblioteca ai nipoti perché voleva che leggessero quanto aveva letto lui nella sua vita. Una vita carica di energia, testimoniata da questa foto, quando nel 1945 la comandante dei partigiani entra a Treviso e continuata fino a qualche anno fa. Guidava la macchina da solo e andava alla prima della Scala fino a 94 anni, tornando alle 4:30 della mattina solo con la macchina, e tante volte a 94 anni anche dimenticandosi il telefonino.